Antonio De Poli scende in campo per le prossime regionali in appoggio a Tosi. Ecco, oggi sono state presentate le liste, su cosa si punta? Noi puntiamo con la nostra lista Area Popolare NCD-UDC a raggiungere un risultato importante e a ricreare in Veneto quell'area moderata di centro che oggi manca. Chiaramente con il candidato a Presidente Flavio Tosi vogliamo ricreare un'alternativa per tutte quelle persone che oggi non credono più in una destra salviniana, dove oggi Zaia chiaramente è andato a finire, non più una Lega autonomista ma bensì una Lega nazionale di destra. Dall'altra parte abbiamo un partito di sinistra che fa la sua parte, manca proprio un'area di centro moderata, di centrodestra, e credo che questo è l'obiettivo che noi ci poniamo come laboratorio veneto, che guarda però anche al di là del 31 maggio delle nostre elezioni, ma guarda anche un contesto nazionale. Io credo che la lista Area Popolare UDC-NCD in Veneto con Tosi possa fare un'aggregazione importante per ridare la concretezza, le risposte che oggi mancano ai cittadini del Veneto. Clodovaldo Ruffato, come rendere un Veneto migliore? Prima di tutto bisogna cominciare a parlare di meno e a fare di più, meno proclami, meno slogan e soprattutto più concretezza nelle scelte. Abbiamo bisogno di dare delle risposte certe e non semplicemente di proclamare degli intenti, è quello che è stato fatto finora. Io credo che la coalizione che fa riferimento a Tosi, il cui motto è fare, è sulla strada giusta e vuole perseguire questo obiettivo. Ecco, Padova in queste ore è divisa sui profughi, c'è chi dice no a un'accoglienza senza regole e c'è chi invece è a favore di un'accoglienza controllata e tutto. Lei come si pone? Ecco, noi siamo a favore dell'accoglienza, deve avere delle regole, però non possiamo effettivamente continuare con questo sistema. Il problema non è italiano, ma è un problema europeo, è un problema mondiale. Noi stiamo per essere invasi da migliaia e milioni di profughi che vengono da altri territori, dobbiamo gestirli lì da dove partono, in modo che la selezione deve essere fatta lì, chi ha necessità di essere accolto deve poter venire e essere distribuito in egual misura o percentualmente in tutti gli Stati dell'Unione Europea.